Comincio dicendo il mio grazie. Ci sono per tutti. Sono veramente contento di essere qui. Sono già venuto qui al Pozzo di Sicar una volta, qualche anno fa, ed è bello per me poterci ritornare, ma anche e soprattutto poter stare insieme in questi giorni e lavorare su quello che Padre Carlo ha definito più volte un tesoro. Potremmo dire veramente il nostro tesoro. Credo che se siamo qui è perché abbiamo sperimentato e sentiamo riconoscenza nei confronti degli esercizi. Io lo posso dire senz'altro per me, senza gli esercizi spirituali non sarei qui. In qualche modo anche senza Ignazio. E allora ecco, con riconoscenza, e credo che valga anche per voi, per chi ha fatto gli esercizi, per chi ha potuto sperimentare il dono di dare gli esercizi e dei frutti che danno gli esercizi. Ecco, allora è questo che ci riunisce, che ci raccoglie. È questo che fa sì che vivremo questi giorni, almeno con me in particolare questo pomeriggio e la giornata di domani, direi lavorando insieme, ecco, sugli esercizi spirituali. Certo, mi è stato chiesto di prendere del tempo per dire qualcosa, ma alla fine, come vedrete, quello che io dirò ha lo scopo di suscitare delle riflessioni, delle domande e soprattutto spero che non sia troppo teorico quello che dirò io, però un po' lo sarà, perché ci parleremo soprattutto del testo, degli esercizi, eccetera, e poi la parte che spetterà a voi sarà proprio quello di calarlo nel personale. Cioè, noi che conosciamo gli esercizi, che li abbiamo vissuti, che diamo esercizi, bene, ecco, come quello che diciamo, come il testo degli esercizi risuona poi nel nostro vissuto, no? Ecco, quindi metteremo insieme la teoria e la pratica proprio attraverso la nostra vita. Allora ecco, una premessa ancora, Padre Carlo ha parlato giustamente, io ho fatto questa tesi sul tema della vulnerabilità, in particolare il tema della vulnerabilità nella vita spirituale e attraverso gli esercizi, attraverso la spiritualità ignaziana, quindi un po' tutti i testi di Ignazio li ho attraversati, li ho percorsi attraverso questo angolo della vulnerabilità. Rimane quindi per me uno sfondo, penso che coglierete qua e là, non so quante volte pronuncerò la parola vulnerabilità, credo non molte, sono sempre un po' pudico a riguardo. E poi con Padre Carlo ci dicevamo, e come vedete nei titoli dei 3 interventi che farò, non compare la parola vulnerabilità. Quindi, appunto, abbiamo preferito che emerga qua e là e poi lasciarla anche alle vostre domande, anche alle vostre riflessioni. Perché? Perché in questo momento, dopo quello che c'è stato, la pandemia, eccetera, ci è sembrato importante tornare proprio alla dinamica fondamentale degli esercizi. Quindi quello che vedremo insieme e che cercheremo di sviscerare insieme è la dinamica di fondo degli esercizi. Allora, la conosciamo già in parte, evidentemente, ma c'è sempre qualcosa da scoprire. Speriamo che ci sia ancora qualcosa di nuovo da scoprire, alcuni angoli, alcune prospettive nuove che speriamo di poter offrire. La prospettiva sarà soprattutto quella di domandarci che cosa succede nel cuore dell'esercitante quando fa il percorso intero degli esercizi spirituali, il mese ignaziano o il mese appunto nella vita ordinaria, quindi il tempo degli Evo. Qual è la dinamica interiore che è proposta, che è sollecitata nel cuore dell'esercitante? E questo perché ci può aiutare a riconoscere quello che è successo dentro di noi, quando li abbiamo vissuti, e quello che succede nel cuore delle persone che accompagniamo, per accompagnarle sempre meglio. Allora ecco,
I primi due tempi, oggi pomeriggio e domani mattina, saranno più esplicitamente consacrati a questa dinamica interiore e, come vi dirò fra poco, alle due anime, ecco, degli esercizi che compongono la dinamica, il cuore della dinamica degli esercizi. E adesso poi entrerò meglio in questo. L'ultimo, il mio intervento, quindi nel pomeriggio di domani, sarà invece più dedicato all'uscita dagli esercizi, quindi a cosa gli esercizi preparano, a cosa gli esercizi dispongono. E quindi, come avete visto anche nel titolo, la questione della Chiesa, del nostro essere nella Chiesa per il mondo e al servizio. Ecco, allora, non so se vale la pena di... questo no, ma questo... forse così? Basta? Così conservate un po' di luce per voi. Allora, avete ricevuto, penso tutti a questo punto, il foglio. Su questo foglio io ho riportato tutte le citazioni del libretto degli esercizi che riporto anche nelle slides. Quindi voi avete sul vostro foglio fondamentalmente quasi tutto quello che c'è anche nelle slides, che è quello su cui lavoreremo. Di modo che voi possiate, se lo desiderate, sottolineare qualcosa del testo di mano in mano che ci lavoriamo sopra. Ma quei testi lì potrebbero poi servirvi anche nel tempo successivo di personalizzazione e di condivisione. Quindi avete i testi. Ecco, altra piccola premessa, poi finalmente entriamo. So, perché così normalmente è e così facciamo, che probabilmente il modo in cui voi avete vissuto gli esercizi, il modo in cui date gli esercizi, soprattutto se capisco bene, poi correggetemi se sbaglio, gli esercizi nella vita ordinaria secondo il metodo poi proposto, le schede proposte da padre Tieppo e altri, giusto? Sono una forma di attualizzazione del libretto degli esercizi spirituali. Appunto, questo libretto preziosissimo è stato scritto da Ignazio 500 anni fa, potremmo dire veramente cesellato da Ignazio perché ci ha messo anni e anni per scriverlo e non è molto lungo, perché qui poi è molto più grosso di quello che è il libretto di per sé. Quello che conta in questo libretto è appunto la dinamica che viene proposta, che viene suggerita, che viene stimolata nell'esercitante. Allora è evidente che proporre oggi alcuni esercizi tali e quali, letteralmente quelli che propone Ignazio, insomma, forse non tutti, non sempre sono adatti alla cultura di oggi, al linguaggio di oggi. Ignazio era comunque un uomo del Medioevo che si affacciava sulla modernità, appunto 500 anni fa. Quindi è necessario, oserei dire, poi dipende dalle persone, da noi, dalla nostra sensibilità, dalla sensibilità di chi abbiamo davanti, però è necessario un'attualizzazione, no? Quindi quello che voi avete vissuto e che spesso viviamo è questa attualizzazione. Ma credo che in un convegno, almeno è quello che ci siamo detti con Padre Carlo, in un convegno in cui vogliamo anche muovere, diciamo, sia l'intelligenza che gli affetti, è importante anche poter tornare un po' al testo originario degli esercizi. Quindi riprenderemo alcuni esercizi, alcuni numeri, alcuni paragrafi degli esercizi spirituali, e proveremo a capire la dinamica, come dicevo, a partire dal testo stesso. Ok? Quindi la mia speranza, poi mi direte, è che poi voi possiate appunto con la vostra esperienza confrontarvi con il testo e dire ecco sì, in modi diversi, ma il frutto è più o meno lo stesso. Oppure no, ci sono delle differenze. E allora sarà interessante anche che queste differenze possano emergere e ne parleremo. Ok?
Ecco, scusate un po' un cappello, ma mi sembrava importante. Allora, vi parlavo all'inizio di queste due anime rispetto agli esercizi spirituali. Questo è il titolo di questo intervento di oggi pomeriggio. Le due anime, che si sono sempre un po' alternate nel corso del tempo, dei secoli, nel modo di comprendere gli esercizi spirituali, sono state quelle che sostenevano che gli esercizi spirituali erano prima di tutto un modo per raggiungere l'unione con Dio, la vita in Dio, un passare attraverso le tre tappe della vita spirituale, purificativa, illuminativa, per arrivare alla via unitiva, quindi all'unione in Dio, e che fondamentalmente è questo, quello che gli esercizi cercano. Altri invece sostenevano che gli esercizi spirituali avevano al cuore degli esercizi spirituali c'è l'elezione. Non a caso questo è lì, alla fine della seconda settimana degli esercizi, elezione, e poi le altre 2 settimane. Quindi proprio al centro, al cuore, c'è l'elezione. Quindi come se tutti gli esercizi fossero in fondo costruiti intorno a quel momento cruciale della determinazione in Dio, del decidersi in Dio. Come ci poniamo in realtà? Ecco, la maggior parte dei gesuiti, degli studiosi degli esercizi dicono no, è evidente che non è che ci sia solo una o l'altra, è evidente che appunto le due anime degli esercizi vanno insieme, che una cosa non può stare senza l'altra. Non ci può essere un'autentica conformazione in Dio, una unione con Dio, se non c'è un'elezione e quindi un dare forma concreta a questa mia unione con Dio. E se non c'è appunto una forma concreta non ci può essere un'autentica unione con Dio, rimane solo qualcosa di astratto, di velleitario. Allora, ecco, queste due anime necessariamente vanno insieme. Oggi, ciò detto, per cercare di comprenderle meglio, noi le vedremo un po' separatamente. Oggi pomeriggio ci fermeremo soprattutto sulla prima, sulla conformazione a Cristo, sulla questa unione a Dio che gli esercizi piano piano permettono. Domani mattina sarà soprattutto la questione del discernimento, libertà e quindi dell'elezione. Giusto perché come immagine da offrirvi mi veniva che queste due anime sono in realtà le due facce di una stessa medaglia, mi sono divertito ad andare sull'intelligenza artificiale, visto che se ne parla tanto, e creare una medaglia che avesse come queste due facce. Non mi è venuta molto bene, ma ve la offro comunque. Questo è il frutto dell'intelligenza artificiale. Qui ho messo fammi una medaglia, riconformazione a Cristo, e non so se la vedete, è interessante, l'immagine è bella perché c'è proprio Cristo davanti e un discepolo quasi che gli sta dietro, quasi che lo spinge. L'immagine è bella, vedo che l'intelligenza artificiale non è sufficientemente intelligente da scrivere, da riportare la scrittura tale quale, quindi la scrittura non ha senso, non è. Invece ecco, sul discernimento una colomba con un ramoscello, insomma, ecco, queste sono le due facce di una stessa medaglia. Oggi guardiamo la prima, domani guarderemo piuttosto la seconda, ma siamo allo stesso livello. Allora, entriamo ora nella dinamica profonda degli esercizi. Sapete, che Ignazio come punto di partenza propone quello che lui chiama il principio e fondamento. Ecco, vedo che è sulle labbra già di qualcuno, quindi questo lo conosciamo. Permettetemi di ripercorrerlo brevemente. Cos'è il principio e fondamento? In realtà è un principio, potremmo dire, antropologico-spirituale, antropoteologico, perché parte dall'uomo, quindi in qualche modo risponde anche alla prospettiva naturale dell'uomo che parte da se stesso. Un po' oggi si parla tanto di antropocentrismo. Bene,
l'antropocentrismo della modernità, cosa fa Ignazio? Bene, uomo, vuoi partire da chi sei? Parti da te stesso, ma riconosci che non vivi da te stesso, non vivi per te stesso, ma, e questo è quello che sottolineiamo adesso, l'uomo, dice Ignazio, è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore. Il resto poi magari lo vedremo velocemente, ma quello che mi interessa proprio adesso è questa prima frase. Ripeto, abbiamo naturalmente nella carne questa prospettiva, io chi sono? Ci domandiamo sempre, no? È la domanda dell'uomo, chi sono io? E allora Ignazio parte dando già una risposta. L'uomo è creato per lodare, servire e riverire Dio nostro Signore. Cioè, prima cosa, l'uomo è creato. Beh, direte voi, banale, cioè lo sappiamo tutti, sì, è vero. Essere creato vuol dire non mi do la vita da me stesso, non sono io che mi do la vita. Vuol dire riconosco che vengo da un altro, che ricevo tutto da un altro, ancora di più, che mi ricevo da un altro. E questo non è così scontato. Ma Ignazio non si ferma lì, l'uomo è creato per lodare, servire, riverire Dio. Per Dio. Questi verbi sono proprio delle modalità per stare in maniera corretta davanti a Dio. L'uomo è creato per un altro. Allora vedete, dice bene, se la prospettiva che necessariamente assumiamo è l'uomo, io, chi sono io, allora quando riconosciamo chi siamo veramente, riconosciamo che ci riceviamo da un altro e che viviamo per un altro, che siamo fatti per un altro. E questa, se ci pensate bene, è la bellezza e la grandezza dell'uomo. Sta dicendo Ignazio, l'uomo è desiderio infinito, desiderio di infinito, di Dio, perché da Dio veniamo e a Dio torniamo. Veniamo da Lui e siamo per Lui. È troppo poco. Tradiamo noi stessi quando ci consideriamo come venissimo da noi stessi e fossimo solo per noi stessi. Quando racchiudiamo la nostra vita in una piccola orticello in cui veniamo da noi, prendiamo la vita da noi stessi e viviamo tutto unicamente per noi stessi. È troppo poco. È troppo piccolo. Allora ecco, giusto perché Padre Carlo sottolineava questo aspetto della vulnerabilità che io ho un po' approfondito, credo, poi appunto semmai ne parleremo, ne discuteremo, ma questa disponibilità a riconoscere che veniamo da un altro, da Dio, e che siamo per questo altro che Dio, è vulnerabilità. Perché essere vulnerabili vuol dire essere aperti, essere ricettivi. Ma ecco, allora, come ben sappiamo, e su questo appunto poi non entro anche perché col tempo dobbiamo sempre un po' dosarlo, questo sappiamo che Ignazio, e lo facciamo spesso anche quando diamo gli esercizi, è importante che, scusate, direi così, quando diamo esercizi proponiamo dei brani, spesso dei brani biblici, che permettano di piano piano entrare in questa prospettiva del principio e fondamento, che parte da lì e che poi procede nel senso di
bene, se io sono creato per Dio, per lodare, servire e riverire Dio, allora tutto intorno a me si ordina, si compone a seconda che mi aiuti per quel fine lì, che io sono, per realizzare quello che sono, e altre cose invece, tutto ciò che invece mi ostacola, lo metterò da parte. Mi fermo qui, ecco, per non entrare invece in un testo di cui si potrebbe spendere molte altre parole. Ma quello che mi interessava di più è dire, bene, questo è quello che Ignazio mette all'inizio, come fondamento, come fondamenta degli esercizi. Ma poi, attenzione, non crediamo, e credo che questo lo abbiamo già abbondantemente scoperto, che una volta che abbiamo pregato 2 o 3 giorni sul principio di fondamento, abbiamo finalmente, siamo entrato dentro di noi e lo viviamo in pienezza, no. No, perché appunto il principio fondamento è in realtà il punto d'arrivo. È posto lì da Ignazio all'inizio, ma in qualche modo, non esplicitamente, ma implicitamente sta dicendo, ecco, qui è dove gli esercizi ti faranno arrivare. Questo è il fine dell'uomo, è il fine degli esercizi. Allora entra in un cammino, entra in un percorso che piano piano ti porta sempre di più lì. E infatti, dopo il principio fondamento, entriamo in prima settimana, che è la settimana consacrata alla consapevolezza del peccato, ma soprattutto alla consapevolezza del perdono, ed è necessario passare attraverso questa tappa proprio perché non siamo lì. Proprio perché c'è quella voce dentro ognuno di noi che è la voce del dubbio, che è la voce della sfiducia nei confronti di Dio, che è la voce che ci fa dire ma posso veramente fidarmi o no? Ma forse è meglio che intanto io pensi un pochettino a me stesso, al mio orticello, mi assicuri di qualcosa, ecco, e tutte quelle dinamiche che ben conosciamo e che poi ognuno vive a modo suo, che sono le dinamiche del peccato. Oggi vi proporrei di vedere questa dinamica di semplificare questa dinamica del peccato come il per me. Il per me potremmo dire la mano, no, di Adamo, di Eva, che prende la mela, per me. Il per me che afferra, che strappa, che fa violenza per me. Cioè, come dicevo, è il contrario del principio fondamento, il contrario del per lui, per l'altro. Allora ecco, quello che cerchiamo così di vedere adesso, passando attraverso alcuni esercizi, parte dei testi, proprio dei testi stessi che Ignazio propone per la prima settimana, vediamo come Ignazio suggerisce degli esercizi che permettano di andare a fondo della dinamica del peccato, delle nostre dinamiche mortifere, nostre dinamiche di morte, non soltanto per, sì, ho peccato, questa azione, questa cosa, no? A volte viviamo un po' così, no? L'importante è avere la lucidità per dare semplicemente una parola a quello che abbiamo vissuto, poterci confessare ed è finita lì. Ecco, sappiamo bene che la prima settimana punta ad un'altra profondità, punta ad andare alla radice del peccato, che appunto è questo rifiuto di Dio, che è questa paura di Dio, che è questo dubbio su Dio, che ci porta a quello che dicevo, questo per me, per me.
le persone, le cose, le relazioni per me. Il peccato, la radice del peccato. E allora ecco, gli esercizi, la prima settimana aiuta, presi per la mano dal Signore Gesù, scendiamo, no, nei nostri abissi, in queste dinamiche mortifere, per diventarne sempre più consapevoli, ma soprattutto, come vediamo, come vedremo fra poco, per la grazia della prima settimana è fondamentalmente una grazia di guarigione dal peccato, è andare a toccare quella radice profonda del peccato, che solo il Signore e il suo amore può guarire. Allora ecco, io non so quanto voi appunto, avete letto il testo degli esercizi, se vi è capitato qualche volta oppure no, magari invece conoscete addirittura bene questo testo, per cui mi dilungo fin troppo, ma potete poi andare, io non vi ho riportato tutto, sempre per questioni di tempo, ma potete poi andare semmai a rivedere nel libretto alcuni di questi esercizi che Ignazio propone in prima settimana. Fondamentalmente Ignazio propone questo, giusto per darvi un quadro. Propone 5 esercizi da ripetere tali e quali ogni giorno. Non è proprio quello che facciamo noi oggi. Per una settimana ripetere sempre gli stessi 5 esercizi, ogni giorno gli stessi 5 esercizi, che sono 2 esercizi particolari, di cui vediamo adesso qualcosa, 2 ripetizioni con qualche cambiamento importante a livello di colloqui, e poi l'ultimo esercizio che è l'esercizio sull'inferno. Andare, meditare l'inferno per provarne un tale disgusto da non volerci mai andare e quindi fare di tutto per non andarci. Quindi come, diciamo, come ancora di salvataggio piuttosto che quello. Adesso dirò qualcosa sui primi 2 esercizi. Sul primo, molto rapidamente, la pedagogia di Ignazio. Come aiutare l'esercitante a entrare in una dinamica così difficile come quella del peccato e del peccato personale. Quando vogliamo guardare il nostro peccato c'è qualcosa che ci respinge, sentiamo dentro una repulsione. Non è così immediato. Allora Ignazio propone come primo esercizio di cominciare a guardare il peccato degli altri. Quello di solito lo sappiamo fare benissimo, di guardare i peccati degli altri, anche quando confessiamo alla gente, il peccato del mio padre, mio marito, ecco, guarda il peccato degli altri. Di chi? Battute a parte. Il peccato degli angeli, Lucifero che a un certo punto, appunto per orgoglio, si è ribellato. Il peccato dei progenitori, Adamo ed Eva. Interessante. Loro si sono comportati in quel modo lì. Forse c'è qualcosa che risuona anche dentro di me, ma non è il momento. Adesso guardiamo loro. Guardiamo loro. E poi dice Ignazio il peccato di un uomo che a causa di un solo peccato mortale è andato all'inferno. E io invece sono ancora qui. Questo, però appunto, guardiamo la dinamica, giusto appunto per cominciare a cogliere le dinamiche del peccato, ma fuori da me. Queste dinamiche, come dicevo, del per me. E poi, alla fine di questo esercizio, Ignazio propone un colloquio. Questo probabilmente lo si dà spesso, ecco, non so come viene proposto, ma alla fine di questo primo esercizio è un colloquio davanti un colloquio con il Signore in croce. E Ignazio scrive nel numero 53, immaginando Cristo nostro Signore davanti a me e posto in croce farò un colloquio. Quindi è in croce, è vivo, perché con lui posso interagire, mi parla e gli parlo. Egli da creatore è venuto a farsi uomo e dalla vita eterna è venuto alla morte temporale, così da morire per i miei peccati.
Allora, io sono lì a guardare questa dinamica del per me, in altri, e come cura d'urto Ignazio propone di stare davanti, di fare un colloquio con il Cristo crocifisso, che è il contrario, l'esatto opposto di questa dinamica del per me, ma che dice crocifisso per te, crocifisso per i miei peccati. Là dove io, con le mie dinamiche di morte, ho cercato la morte, ho scelto la morte, in quella morte, prima che io arrivi al risultato, al frutto di quelle azioni che mi porterebbero alla morte, incontro Lui, perché Lui ha preso su di sé quella morte. Perché tu abbia la vita. Per te. Ecco, vedete da subito questa radicale differenza. Un altro modo di stare al mondo che ci ricorda qualcosa di quel principio e fondamento, ma ci torneremo. E poi c'è il secondo esercizio, che invece guardiamo punto a punto, perché particolarmente mi sembra interessante per quello che è la nostra investigazione di oggi. Dopo aver guardato il peccato di altri, dice Ignazio, a questo punto comincio a guardare il mio peccato. E allora, dice Ignazio, comincio domandando la grazia, quello che voglio. Qui sarà chiedere un profondo e intenso dolore e lacrime per i miei peccati. E poi dice, comincio a passare in rassegna i miei peccati. Devo cioè richiamare alla memoria tutti i peccati della mia vita, esaminando anno per anno, periodo per periodo. A questo proposito sono utili 3 considerazioni: rivedere il luogo e la casa dove ho abitato, le relazioni che ho avuto con altri, le attività che ho svolto. Qui c'è tutta l'ossessività di Ignazio che salta fuori, messa a servizio di Dio evidentemente, ma appunto andare a ripercorrere tutto il proprio passato e cogliere e diventare consapevoli, chiedere la grazia di una consapevolezza di tutto ciò che è stato peccato. E questo, se volete, però è il primo punto, è anche il punto più superficiale, non ci si ferma qui. C'è poi un cammino che Ignazio fa fare. Secondo punto, valuto i miei peccati considerando la bruttura e la malizia che ogni peccato mortale commesso ha per sua natura, anche se si trattasse di cosa proibita. Ecco, comincio anche a valutare, a gustare, a ponderare quell'azione e ne gusto, le vedo la bruttezza, la malizia. Poi vado avanti, dice Ignazio. Terzo punto, considero chi sono io, ridimensionando me stesso mediante confronti. Questa è una domanda interessante. Chi sono io? È la domanda del principio e fondamento. È la domanda della mia identità, è la domanda che ogni uomo, a cui ogni uomo cerca di rispondere nella sua vita, è chiamato a rispondere nella sua vita. Chi sono io? Ma il problema è che se non so chi sono, se non so qual è la mia identità profonda in Dio, cerco
ho cercato, di fatto, il peccato è questo, la mia identità altrove. Ho cercato me stesso invano, là dove appunto non potevo trovarmi, provocando morte invece di vita. E allora con questa domanda Ignazio ci inchioda a noi stessi, ci inchioda a noi stessi. Chi sono io? E se la dinamica del peccato è, lo sappiamo bene, metterci al centro e vederci al centro del mondo, ci sono io e io, il mio grande io, cominciamo ridimensionandomi. Già cominciando a guardare anche tutti gli altri uomini. E chi sono io rispetto agli altri uomini? È proprio l'esperienza che facevo oggi. Ogni tanto fa bene, no? Anche viaggiando, ero in aeroporto stamattina e guardavo questo... Eravamo sull'aereo, poi c'era un aereo di qua, tutto questo fiume di gente, no? Ed è meraviglioso, ma è anche inquietante perché appunto chi sono io, no? Mi considero così al centro del mondo e ognuno di noi in qualche modo lo fa, ma così piccoli e così meravigliosi nello stesso tempo, no? Ma così piccoli. Che cosa sono gli uomini poi rispetto a tutti gli angeli santi del paradiso? E poi cos'è tutto l'universo rispetto a Dio? Allora, io da solo, dice Ignazio, che cosa posso essere? Ecco, io da solo. Quando io mi chiudo nella mia solitudine, nel mio individualismo, nel mio per me, da me e per me, come dicevamo, chi sono? Veramente mi condanno a essere nessuno, da solo. E poi dice ancora Ignazio, guardare tutta la mia corruzione e bruttura corporea, vedete che le parole sono toste, le parole di Ignazio, non so se oggi un esercitante riesce a digerire queste parole e a farle sue, però... E poi dice, ultimo punto di questo quinto passaggio di questo terzo punto, guardarmi come una piaga e un ascesso da cui sono usciti tanti peccati, tante cattiverie e così nauseante veleno. Guardare me stesso come una piaga, un ascesso, da cui è uscito tanto veleno. Che cos'è una piaga? È una ferita. È una ferita che, soprattutto un ascesso, che in questo caso non è stata curata, si è quindi infettata e quando una ferita si infetta esce tanto pus e tante cose brutte. Ecco, a proposito della ferita e della vulnerabilità, io credo che qui ci sia un punto, il punto cruciale. Ignazio ci sta dicendo, guarda, che in fondo al tuo peccato, se scavi in fondo al tuo peccato, vedi una ferita. Una ferita che non hai voluto guardare o che non hai potuto guardare. E quindi una ferita che non hai esposto a qualcuno che poteva venire a prendersene cura. E quindi quella ferita si è infettata e quindi quella ferita ha provocato tanto male a te prima di tutto e poi agli altri. E qui Ignazio dice, propone, suggerisce, poi ognuno come può, ma ora vai a visitare quella ferita. Addirittura identificati con quella ferita, perché di fatto sei già identificato con la tua ferita. Quando il peccato è un'identificazione inconsapevole con le nostre ferite. E quindi adesso consapevolmente vai a visitare quella ferita, identificati con quella ferita, stai lì, per ora. Poi vediamo che non è l'ultima parola, ma stai lì. È l'esperienza a volte del Signore che anche negli esercizi, l'avrete sperimentato,
riapre le ferite e ci fa male, ne abbiamo paura e magari ci arrabbiamo anche con Dio perché proprio durante gli esercizi doveva succedermi questo? Eh sì, proprio perché quella ferita era infettata che il buon chirurgo il buon medico deve riaprirla per ripulirla. Se volete, mi viene in questo momento per bagnarla con il suo sangue, la medicina. Ma non è ancora finita. Quarto punto, poi ce n'è un quinto e poi basta. Quarto punto. Dopo aver considerato chi sono io e essermi ridimensionato ed essermi identificato con questa ferita profonda, considero chi è Dio contro il quale ho peccato, confrontando i suoi attributi con i rispettivi contrari che sono in me. La sua sapienza con la mia ignoranza, la sua onnipotenza con la mia debolezza, la sua giustizia con la mia iniquità, la sua bontà con la mia cattiveria. Ecco. Quando guardo Dio, quel ridimensionamento arriva al suo compimento. Io, Dio, principio e fondamento. Quinto punto. Un grido di stupore con profonda commozione, considerando che tutte le creature mi hanno lasciato in vita e conservato in essa. Gli angeli, che sono la spada della giustizia divina, mi hanno sopportato e custodito e hanno pregato per me. I santi hanno continuato a intercedere e pregare per me. Il cielo, il sole, la luna, le stelle, gli elementi, i frutti, gli uccelli, i pesci e gli altri animali, e la terra non si è aperta per inghiottirmi, creando nuovi inferni per essere tormentato in essi, in eterno. Sono lì, nella mia ferita, e improvvisamente, ognuno come e quando gli viene, è una grazia, questo grido di meraviglia, di stupore, ma io sono vivo. E sono vivo perché qualcuno mi ha e mi vuole, mi ha voluto e mi vuole in vita. Sono vivo anche se tante volte ho cercato la morte, ho scelto la morte. Eppure tutto intorno a me non ha fatto altro che fare il tifo per me, sostenermi da Dio, gli angeli, i santi, agli uccelli del cielo, alle piante, al sole, tutto. Per me. Tutto per me. Vedete quante volte Ignazio mette questo mi, per me, e anche nelle grazie da chiedere ritorna spesso questo per me, lo vedremo ancora, per me. Io credo, se non siete d'accordo, ditelo, io credo che qui sia uno dei punti geniali di Ignazio. Se il peccato è questo cercare se stessi perché uno non si è ancora trovato, e quindi è questo per me, potremmo dire, compulsivo, patologico, questo per me patologico, cosa dice? A me verrebbe naturalmente dire, bene, allora basta, esci da te stesso, no? Invece di continuare a preoccuparti per te. No, Ignazio dice no. Visto che sei in questa ricerca per me, bene, sappi che tutto questo per me è veramente per te, che tutto quello che tu cerchi è veramente lì. Che quel Dio che tu cerchi in vari modi, anche in modi sbagliati, in realtà è veramente lì per te. Gustalo questo per me, non più in modo che fanno male, potremmo dire errate, perché ci fanno errare, ma è veramente per te.
Io credo che in fondo, la grazia della prima settimana sia questo gustare il per me. Per me. Non abbiamo paura quando accompagniamo qualcuno nella dinamica della prima settimana a fargli gustare e continuare a farlo stare lì a mollo, finché non ha sentito profondamente questo per me. E guardate che una delle fughe più tipiche è proprio quella, no, ma è quella del fare, è quella del devo uscire, devo fare, no, devi gustare questo Dio che è tutto per te. E un altro modo di dirlo, certo, è questo amore senza condizioni di Dio. Gratuito. Quello che Ignazio, per dire qualcosa anche sull'esperienza di Ignazio, sulla vita di Ignazio, ha gustato quando a Manresa faceva un sacco di ascesi, di preghiere, perché in qualche modo voleva conquistare Dio con i suoi meriti, con la sua bravura, la sua santità, e in realtà era preso da scrupoli così forti da essere proprio tentato di suicidio, e a un certo punto non può fare nient'altro che gridare. Grida a Dio, soccorrimi, Signore, perché non trovo più nessun rimedio. Ed è proprio con questo grido che poi, ad un certo punto, dice, viene liberato dalla misericordia. La misericordia entra nel suo cuore e non è più quel voler meritare e conquistare l'amore di Dio, ma è finalmente un sentire che è amato così com'è, per me. Tutto è per me. Ecco, non preoccupatevi, la seconda, la terza e la quarta settimana non dureranno quante la prima. Se no non finiamo certo per le 6. Forse non finiremo per le 6, ma per le 6:05 conto di chiudere abbastanza presto, per darvi il tempo appunto del lavoro personale. Ma mi sembra fondamentale questo aspetto, no, della prima settimana, sappiamo, la prima settimana è cruciale. Se non è fatta bene la prima settimana, Ignazio lo dice, non ha neanche senso entrare nella seconda. Perché appunto vivremo tutto il tempo successivo con una dinamica interiore di prima settimana, continuando in qualche modo a cercare me stesso. Ecco, quando invece questo è vissuto in qualche modo, questo grido di stupore, di commozione è vissuto in qualche modo e entra nella carne dell'esercitante, a quel punto, direi quasi spontaneamente, l'esercitante è pronto per passare alla seconda settimana. È veramente un movimento spontaneo, come dire, ora che ho trovato me stesso in Dio, non ho più bisogno di preoccuparmi di me, di occuparmi troppo di me. So che Lui si occupa di me. Allora posso finalmente, a questo punto sì, alzare gli occhi da me e, come ci suggerisce Ignazio in seconda settimana, fissare lo sguardo su Gesù. Guardare Lui per affezionarmi a Lui, per familiarizzare, oserei quasi dire per diventare Lui. Ma questo è un movimento diverso, profondamente diverso da quello della prima settimana, che infatti sappiamo è meditazione, quindi è molto più attivo, è molto più concentrato anche su di sé, appunto, le mie dinamiche. No, ora si tratta veramente di cominciare a dimenticare se stessi per
per guardare Lui. Ed ecco che la contemplazione che Ignazio propone è, lo sappiamo, quell'esercizio molto più passivo che permette che guardando, ascoltando, osservando, no? Questi verbi che Ignazio utilizza, quelle scene, quei misteri, piano piano qualcosa entri dentro di me, si imprima dentro di me. Direi che la dinamica della seconda settimana è una dinamica di osmosi, no? Qualcosa che passa, ma che passa quasi naturalmente. L'unica cosa che l'esercitante è chiamato a fare è stare, immaginare. E questo in realtà lo trasforma profondamente, ancora più profondamente che la prima settimana, perché appunto fa entrare dentro di sé, fa crescere dentro di sé quel Gesù, quel modo di essere al mondo che incarna pienamente il principio e fondamento. Non è forse Gesù quell'uomo? Non è forse proprio Gesù, l'uomo è creato per... Non è Gesù che ha vissuto fino in fondo la pienezza dell'essere uomo, pienamente ricevendosi dal Padre e vivendo per il Padre e per noi. Allora ecco, guardando Lui e lasciandoci impregnare da Lui, piano piano questo modo di stare al mondo, questo modo di essere da Dio e per Dio, cresce dentro di noi e ci trasforma. E appunto Ignazio dice tutto ciò che è affetto disordinato, cioè che stona, che stride con questo modo profondo di essere di Gesù, dentro di noi esce fuori a questo punto, no? Emerge anche la consapevolezza e piano piano viene messo da parte, perché lui cresce. Ecco, giusto, penso che l'esercizio del re sia conosciuto, ebbene, qualcuno conferma. Ecco, che cos'è se non il primo esercizio che Ignazio propone, che fa da cerniera tra la prima e la seconda settimana, ed è proprio questo: qualcuno mi chiama, il re mi chiama, qual è il mio... Cosa desidero? Qual è il mio desiderio? Desidero seguirlo, desidero alzare gli occhi da me per seguirlo, quindi appunto far crescere il desiderio. Come dicevamo, la maggior parte degli esercizi proposti sono questa contemplazione dei misteri di Cristo, la grazia della seconda settimana che si ripete incessantemente per tutto il tempo della seconda settimana è conoscere internamente il Signore Gesù, il Signore che per me si è fatto uomo, perché più lo ami e più lo segua. Non interessante, vedete che anche la grazia dice che c'è un passo in più rispetto alla prima settimana. Il per me rimane, Io ci sono, il Signore tutto questo continua a farlo per me. Ma la grazia principale è affinché io più lo ami e lo segua. Guardare Lui, amare Lui, seguire Lui, come dicevo, è alzare lo sguardo da me e guardare Lui. E l'ultima frase, l'ultima affermazione della seconda settimana, che in realtà viene anche dopo l'elezione, ma dell'elezione parleremo, diremo qualcosa domani mattina. Ignazio propone questa affermazione messa lì così, che mi sembra una perla della vita spirituale, ma non a caso Ignazio la mette proprio lì, no? Nel passaggio tra la seconda e la terza settimana, e dice: ciascuno infatti deve pensare che tanto progredirà nella vita spirituale quanto uscirà
dall'amor proprio, dalla propria volontà e dal proprio interesse. Questo Ignazio non lo mette in prima settimana, perché appunto a chi è ancora preso da delle dinamiche molto... gli farebbe quasi male, oserei dire. No? Quante volte l'abbiamo fatta delle persone che stanno male, che hanno ancora delle dinamiche interiori forti di sofferenze, anche di peccato. No, ma devi mortificarti, devi... Questo ottiene solo l'effetto contrario. Come dicevo, quella persona è una persona ferita, in quel momento ha bisogno di cura, prima settimana. Ma poi questa persona cresce, e allora c'è la seconda settimana, e poi alla fine della seconda settimana può veramente sentirsi dire, bene, adesso sempre di più puoi dimenticarti, uscire dal tuo amor proprio, interesse proprio, volontà propria, no? Dal proprio, mio, il mio, io, per me, come già dice, sempre, siamo sempre lì, no? E quanto più usciamo da questo, e più camminiamo, cresciamo nella vita spirituale. Quanto più Cristo cresce in noi. E allora quando non è un caso che questo faccia da cerniera tra la seconda e la terza settimana, in cui l'esercitante è invitato a accompagnare il Signore Gesù che vive la sua passione e che va fino alla sua morte. E qui la grazia, anche questa credo che la conosciamo, la grazia propria, dice Ignazio, propria da chiedere nella passione è dolore con Cristo addolorato, afflizione con Cristo afflitto, lacrime e pena interna per tanta pena che Cristo ha sofferto per me. Per me continua ad esserci. Per me continua ad esserci. E non è per noi, è per me. Per me. Ma qual è il cuore della grazia? È sentire il dolore, provare il dolore con Cristo, partecipare del suo dolore, della sua sofferenza e in qualche modo riuscire ancora di più, ed è una grazia da chiedere, a mettere da parte anche i miei dolori e le mie sofferenze, perché in quel momento lì accompagno Lui e guardo il suo dolore e chiedo la grazia di sentire la sua lacerazione. Questo richiede un'uscita da sé ancora più radicale. Fino alla quarta settimana, in cui la grazia è di allietarmi e gioire intensamente per la grande gloria e gioia di Cristo nostro Signore. In quarta settimana, non so se avete notato, il per me scompare. Forse finalmente non abbiamo davvero più nemmeno bisogno di quel piccolo per me che comunque ci accompagna, perché siamo pienamente sprofondati in Dio, e la grazia è quella di gioire della sua gioia. Il Cristo è risorto, ferito, a proposito di vulnerabilità, ferito e vivo, risorto. E la sua gioia è una gioia delicata, e la grazia è quella di sentire la sua gioia, oserei quasi dire, al di là delle circostanze che io sto vivendo. Posso essere appunto, le cose mi stanno andando molto bene o le cose mi vanno un po' meno bene, o magari sto vivendo anche una certa sofferenza, ma profondamente posso vivere nella gioia di Cristo, vivere della gioia di Cristo. Questo è vivere oggi nell'eternità. È vivere l'eternità nella vita ordinaria.
Sembra la conclusione. È perfetto, non oso più dire niente. Se non è questa la gioia e la letizia, no, veramente. Benissimo. Ecco, è la pienezza anche dell'esercitante, non solo di Cristo, di ognuno di noi quando lo sperimentiamo, è la pienezza di questa vita che si riceve da un altro, da Dio, e che si dona pienamente a un altro. È il poter sperimentare qualcosa di questa grazia di cui parla San Paolo in Galati quando dice: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E giusto perché ne parlavamo prima con Padre Carlo, ci dicevamo come principio e fondamento e contemplazione ad amore, no? Per raggiungere l'amore sono strettamente collegati. Non dico molto altro perché credo che la conosciate bene. Appunto, che cos'è la contemplazione per raggiungere l'amore se non questo apice, questo compimento di questa posizione interiore di chi riceve tutto e dona tutto. Prendi, Signore, e ricevi tutta la mia volontà, la mia memoria, il mio intelletto. E questo scambio, entrare in questa circolazione, in questo scambio totale, in Dio, con Dio.